Se in passato la Via Annia si è configurata come un'importante infrastruttura viaria che fungeva da collegamento tra un capolinea meridionale, ipotizzato da alcuni studiosi ad Adria, da altri a Bologna, e Aquileia, passando per i centri di Padova, Altino e Concordia, oggi per i più essa è un non luogo, una realtà difficile da percepire. Ne sopravvivono diverse tracce archeologicamente documentate, quali lacerti di basolato e quelle ghiaie che, al di fuori delle aree urbane, ne costituivano il fondo. Sopravvivono anche alcune delle sue infrastrutture come i ponti, sia pure oggi del tutto defunzionalizzati. Le ricognizioni aeree hanno poi permesso di conoscere alcuni tratti del percorso oggi non più visibili. Grazie ai tanti studi che su questa strada sono stati realizzati, sappiamo che il suo tracciato ha origini molto antiche, poiché venne ricalcato dai Romani su precedenti piste protostoriche. Esso è peraltro ancora oggi parzialmente riproposto dalla strada statale triestina, che pur a fronte dei dissesti idrogeologici di epoca tardo-antica e alto-medievale, conserva una significativa memoria e una concreta persistenza della funzionalità di un tempo lontano. La ricostruzione di questo percorso è dunque un passaggio fondamentale nella stessa conoscenza del territorio, perché equivale a recuperare parte della sua identità storica. La Via Annia fu infatti in passato una sorta di perno, attraverso cui si è sviluppata la storia dell'Italia nord-orientale, contribuendo a collegare il mondo di Roma con il resto dell'impero e a fare del Venetorum Angulus un territorio strategico, un ruolo che nel tempo si è sempre mantenuto. Oggi è possibile conoscere questa strada e tutta la sua importanza storica attraverso le esposizioni museali che si trovano lungo il suo percorso. I materiali antichi appartenuti alla vita quotidiana, le statue, le iscrizioni, ci raccontano come si viveva nel passato lungo la Via Annia.